C'è preoccupazione in via Bembo, pochi hanno voglia di parlare davanti alle telecamere. Ieri il sindaco Bitonci ha pubblicato delle foto in cui avvertiva che la prefettura, contro la volontà di Palazzo Moroni, avrebbe designato l'area demaniale tra via Bembo e via Telesio in quartiere Crocifisso come idonea ad ospitare una tendopoli per i rifugiati. Tra i residenti è circolata subito la volontà di raccogliere le firme per bloccare queste operazioni, anche se molti, realisticamente, fanno notare che i tempi sono troppo stretti. Lunedì infatti dovrebbero partire i lavori per attrezzare l'area di proprietà del demanio, per raccogliere i profughi che in queste ore si stanno riversando in Veneto. Almeno trovare un campo, ce ne sono tanti, ok? Quindi fuori, in periferia di Padova, perché questo è un punto abitato, ok? Quindi per quanto possa essere gente onesta, bambini o donne o gente onesta, è comunque un disagio. La tendopoli, essendo precaria per definizione, se è una permanenza troppo lunga, trovo che sia una soluzione inadeguata. Questo è un bel quartiere, abbastanza tranquillo, e portare queste persone così, creando una tendopoli, penso sia abbastanza, penso che la gente si innervosisca molto, ecco. Da ieri che abbiamo avuto questa notizia, io non ho sentito una persona non d'accordo alla raccolta firme.